Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia e i titoli più importanti del pomeriggio. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha annunciato i nomi dei 10 assessori che compongono la giunta comunale. Il vice sindaco è Paolo La Greca. Sabato alle 10 la nuova squadra esecutiva del municipio presterà giuramento nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. Sta predisponendo una ordinanza sindacale per vietare dal 1 luglio in poi lo svolgimento dei grandi eventi al Teatro Antico di Taormina, protagonista il sindaco cateno De Luca. 2 incidenti sul lavoro a Trapani nel giro di pochi giorni, entrambi hanno visto coinvolti degli uomini che al momento dell'accaduto stavano lavorando con un trattore. Il primo ha avuto esito mortale, la vittima è Isidoro Novara di Erice. Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, Vincenzo Greco, 43 anni, originario di Palermo ma residente a Lipari, è accusato di tentato omicidio nei confronti di Marco Cannistrà. E in chiusura le previsioni meteo per domani: il cielo sarà prevalentemente sereno, qualche nube sparsa si presenterà in giornata, senza comunque provocare precipitazioni o temporali. Per le previsioni e tutti gli altri approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e buona serata.